Difesa integrata vuol dire anche diserbo integrato e Valle Vecchia, insieme a molti altri siti in Europa, ospita le prove del progetto Horizon 2020 IVM Prize, che si interessa di trovare soluzioni innovative ma pratiche insieme all'industria per ridurre la quantità di diserbanti che noi utilizziamo nelle nostre campagne. Ottenere gli stessi risultati, ridurre i costi e ridurre l'impatto ambientale dovuto al controllo delle infestanti. Questo è il tema di VM Prize. Veneto Agricoltura partecipa soprattutto alla parte che riguarda il mais, oltre a fare la divulgazione del progetto. Queste prove sono coordinate dal CNR IBAF e sono seguite principalmente dal dottor Maurizio Sattin e dal dottor Donato Loddo, che vengono a fare i rilievi e con noi realizzano tutte le parcelle sperimentali. All'interno dell'azienda Valvecchia quest'anno, nel 2020, ci sono prove che riguardano il VP4 e il VP7. Il VP4 vuole confrontare soluzioni classiche di controllo delle infestanti nel mais con soluzioni innovative. Quindi, tanto per fare un esempio molto pratico, il diserbo di preemergenza in pieno campo confrontato col diserbo localizzato alla semina, confrontato col diserbo localizzato in post-emergenza con una macchina innovativa che riesce a trattare pochi centimetri di fila e controllare meccanicamente le malerbe allo stesso tempo, riducendo fino a oltre il 90% la quantità di diserbante utilizzato per la cultura del mais. Faremo una zoomata dentro e potrete vedere come la tesi 4, troverete tutto in questa pubblicazione, nella versione aggiornata del 2020 e in quelle precedenti, sia gli schemi sperimentali, i protocolli, con tutti i riferimenti. Potete venire in campo a guardare realmente cosa succede, perché le mappe vi consentono di controllare tutto quello che viene fatto. Voi potremo vedere all'interno i risultati dell'uso della macchina con un diserbo, ribadisco, in post-emergenza su una fascia molto stretta e un diserbo meccanico che ha sostituito completamente il chimico su circa l'80-90% della superficie, lasciando un terreno pulito di cui poi controlleremo tutto fino alla fine, comprese ovviamente le produzioni e la qualità della granella che ne deriverà. Potrete comunque vedere adesso con una zoomata lo stato dei parcelloni, che è una prova a blocchi randomizzati, 4 tesi per 3 ripetizioni, sono 3 appezzamenti divisi in 4 parti, in cui questo confronto tra 4 livelli di diserbo sono confrontati e controllati da tutti i punti di vista. Tra poco il dottor Sattin vi darà tutti i dettagli tecnico-scientifici che sono alla base di questa prova. Il VP7 invece si interessa di dimostrare come ridurre la quantità di diserbanti nella fase di conversione di terreni gestiti in convenzionale con l'aratura all'agricoltura conservativa nella sua forma del no-tillage, cioè la semina diretta su sodo. In questa sperimentazione, di cui potete vedere lo schema, si stanno confrontando 3 livelli di controllo delle infestanti, uno basato molto sul chimico, con più interventi chimici, compreso il glifosate, il trattamento di diserbo totale fatto per devitalizzare le cover crops, fino a un livello in cui il ricorso al trattamento chimico diserbante è molto limitato. Potete vedere le 3 tesi fondamentalmente studiate in tre blocchi randomizzati, con ovviamente le 3 tesi allo studio in un unico appezzamento, 3 appezzamenti interessati, e dall'alto potete capire il diverso livello di infestazione delle tesi allo studio. Il dottor Sattin anche in questo caso vi darà le basi tecnico-scientifiche che riguardano questa prova.